Sì, va bene. Io devo abbassare per accendere, giusto? Buon pomeriggio a tutti amici e amici di Levanazione Dilettanti. E qui Alessio Piro, in diretta dallo stadio Marello Visconti di Messina, dove sta per andare in scena la prima partita del match del torneo femminile Lazio-Campania, nel girone D, e sta per inaugurare il proprio girone insieme all'altro match Abruzzo contro Emilia Romagna. Questo sarà un match determinante, soprattutto perché sta per giocare il Lazio, una squadra che ha sempre vinto più tornei nel torneo delle regioni. Infatti già solo 2 anni fa ha vinto l'ultimo torneo, mentre l'ultima edizione scorsa è arrivata in finale, nella quale ha perso contro l'Umbria per 2-0, mentre la Campania è una squadra che negli ultimi anni ha sempre avuto molta determinazione, non riuscendo ad arrivare in finale, però almeno ha sempre passato la fase a gironi, arrivando sempre primo, e nell'ultima edizione per esempio è uscita solamente ai quarti. I convocati del Lazio sono Bendixen, Sadianna, Palmigliani, Stibel, Rutigliano, Betti, Sescò, Antonini, Rubano e Simmons. Del nostro mister, scusate, mentre i convocati del Campania sono Raisa, De Lucia, Vigliani, Avellone, Apicella, Schettino, Rianna, Pellecchia, Rocco, Perretta, Pisopo e Coppola. In campo il Lazio vestirà la maglia granata, mentre la Campania vestirà la maglia azzurra. Scusate, un errore tecnico in cui il Lazio invece ha la maglia azzurra, mentre il Campania ha la maglia granata. Sta per andare in scena il match che promette qualità e determinazione, soprattutto con due squadre molto curiose da scoprire. Vedremo come se la contenderanno. L'arbitro visto all'inizio, si comincia. Si parte dal fondo campo con Bendixen, Stivel che ha la palla, ancora la difesa della Lazio.
torna nuovamente indietro con Stibel che passa la palla avanti, ma viene tornata indietro. Palmigliani che ha la palla, fa un lancio lungo in profondità, ma viene subito recuperato dalla difesa del Campania. Recupero del Lazio. Nulla da fare, si riparte dal fondo del portiere del Campania. Raisa passa la palla al capitano. Perde palla la Campania, recupera subito il Lazio con Betti, e poi qui abbiamo Palmigliani che manda la palla in corner, ma viene rimessa al centro con Pellecchia, ma viene recuperata subito la palla dal Lazio con Rutigliano che ci prova ancora, ma nulla da fare. Coppola che crossa in aria, ma non la prende nessuno. Ci prova il numero 2 della Campania che perde subito palla, però sarà comunque rimessa laterale per il Campania. Numero 10 del Campania recupera palla, che se la giocano in difesa, ma il Lazio pressa tanto. Infatti recupera subito la palla, ma nulla, ritorna alla difesa del Campania. Ci prova il trequartista della Campania che mette la palla in avanti, ma arriva subito al portiere Bendixen. Si riparte da Rutigliano, subito recupera la palla Betti. Le due calciatrici si condividono la palla, ma è rimessa laterale per il Lazio. Ancora non c'è stato nessun tiro in porta, sembrano veramente due squadre compatte, quindi si gioca tanto. Il numero 10 del Lazio della palla, cross in aria ma va subito fuori e l'arbitro indica calcio d'angolo. Qui abbiamo Rubano che batterà il calcio d'angolo, subito prendono la palla, cross, nulla, si ribatte dal fondo. Subito la palla alla difesa, ma che sembra trovare difficoltà visto la pressione del Lazio. Ci prova il 14 ma subito fuori, rimessa laterale ancora una volta per il Campania. Batte il Campania ma recupera subito la palla il Lazio. Ci prova il numero 7 Antonini, si avvicina in area, tira, splendida parata, rete già subito a soli 5 minuti dal primo tempo di Simons. Si va avanti 1-0 per il Lazio. Una splendida azione, si vede che questa squadra è partita già subito determinata, già al primo gol, alla prima chiara occasione, subito in rete. Vediamo come si svilupperà il match. Si riparte. Lungo lancio del Campania ma viene recuperato dal Lazio. Ci prova il 17 del Campania ma subito fuori. Si continua con una rimessa laterale.
nulla da fare, sembrava fallo ma nulla da fare. Si prova a pressare l'attaccante ma nulla. L'arbitro indica calcio d'angolo, sembrava che la palla non fosse uscita, ma ovviamente il giudice di gara è certo che sia calcio d'angolo. Chissà se sarà una possibile occasione per poter andare a pareggiare il match. A battere il calcio d'angolo è Rocco, cross in mezzo, viene respinta subito. Rimessa laterale per il Lazio. Subito recupera la palla il Campania che si avvicina in area, il numero 7 prova a passare ma è veramente chiusa dai giocatori del Lazio. Numero 6 crossa ma nulla, si riparte dal fondo sempre con Bennixen. Passa la palla a Stibel, ma subito recupera il numero 7 in Campania, ma ci riprova il numero 10 del Lazio. Seguenner ricrossa ma subito viene recuperata dal Lazio comunque. Ottimo lancio dalla difesa per non far andare in attacco la propria avversaria. Fallo. L'arbitro fischia fallo proprio per il Lazio nel centrocampo avversario. A battere il calcio di punizione ci sarà Betti del Lazio, che effettua un lunghissimo cross che si avvicina al portiere ma viene respinta dal difensore che rischia tutto, nulla da fare. Si è provato il Lazio ma va comunque fuori, quindi si riparte dal fondo con Raisa. Si gioca molto in campo ma subito vanno in contrasto le ragazze che si avvicinano nuovamente all'area, ma il numero 20 e il numero 2 che si contentano la palla. Lei il difensore che cerca di proteggere ma rimette subito la palla all'avversaria, doppietta! Si va 2-0 per il Lazio, segna il numero 7 Antonini. Già 2-0 a soli quasi 10 minuti dall'inizio del match. Questo Lazio sembra veramente determinato, non si ferma più e credo che continuerà ad attaccare per portare a casa il risultato, e chissà se ancora una volta in questo torneo arriverà in finale. Si riparte. Ancora la palla del numero 10 del Lazio, va a recuperare il numero 8, anzi subito il numero 10 che grinta. Recupera il Lazio, ovviamente è stato molto furbo e si riparte in una rimessa laterale. Abbiamo Stibel che poi cerca di passare la palla, ma la recupera subito il Campania con il nostro numero 8. C'è veramente molta confusione in campo. Il numero 20, il capitano del Campania, che continuava a tenere la palla, è riuscito a passarla perché era veramente pressata dall'avversaria, ma subito è riuscito a ripassare, ma riprende subito la palla il numero 10 del Campania. Viene tolta la palla, ovviamente con una rimessa laterale per il Campania.
Stettino che batte la rimessa e ci prova subito l'esterno che crossa in mezzo, se no, per pochissimo, sembrava che la palla potesse andare in rete con un tiro di il numero 8, ma non ci è riuscito. Per poco poteva accorciare, ma nulla da fare. Si riparte sempre con Bendixen. Bendixen che fa un lancio lungo e recupera subito il Campania, ma perde palla. E si riparte ancora una volta con un'altra rimessa laterale. Seriani che batte la rimessa e viene subito recuperata con il nostro 10 della Campania. Nessun fallo, sembrava veramente che ci fosse fallo, visto che 2 contro 1, ma si continua per il giudice di gara e si riparte ancora una rimessa laterale per il Campania. Possiamo notare sulla panchina come la nostra allenatrice insieme al suo staff che cercano di invogliare la propria squadra ad andare a cacciare il risultato. Il numero 2 che ci prova, entra in area, ma nulla, in mezzo non c'è proprio nessuno. Recuperano il 17, crossa, ci provano, 14, niente da fare. Si riparte sempre con una rimessa dal fondo. Certo, chiaramente dopo il 2-0 si vede come il Campania ci stia provando in tutti i modi a segnare per un gol in questo match, che sarà fondamentale sicuramente per il girone. Abbiamo la nostra Stibel che cerca il proprio compagno e la passa al numero 7, ottimo intervento perché rischiava di perdere veramente il pallone. Il numero 10 che passa la palla alla sua compagna che si trova tutta sola, che può allungarsi. Nulla da fare, difesa scoperta. Ci provano i ragazzi in contrasto, nulla per il Lazio. Il numero 4 recupera la palla. Abbiamo qui Rotigliano che passa la palla alla sua compagna, il numero 7, l'autrice dello scorso gol. Ancora Rotigliano, ci prova Coppola, viene presa la palla dal numero 14 del Campania, scusate l'errore. Ci prova, si avvicina in area, ancora in area, passa la palla ma subito recupera la palla il Lazio che sembra veramente chiudersi bene in difesa, quindi si riparte subito con un calcio d'angolo. Rianni che batte il calcio d'angolo, tiro fuori, sembrava un possibile fallo pericoloso, ma fortunatamente non è riuscito a colpire l'avversario, quindi si riparte nuovamente con un calcio d'angolo che per il Campania che batterà Piscopo. Piscopo crossa in mezzo, colpisce sempre il suo compagno ma nulla da fare. Per il giudice di gara è una rimessa al fondo. Bendixen riparte dalla propria difesa. Abbiamo sempre Stibel con Sesco, poi Serian sempre con il proprio portiere del Lazio. Stibel mette la palla per mezzo della propria area per poter riuscire a liberarsi, perché il Campania sta passando veramente bene. Ancora
Ancora palla per il Lazio, che sembra trovare veramente difficoltà dalla ottima pressione della Campania, ma ci sta provando in tutti i modi a superare la propria area. Ottimo gioco di squadra, che crossa la palla in area, sempre il numero 7. L'arbitro ci segnala subito fuori gioco, quindi si ripartirà sempre con una rimessa dal fondo. Ok, si riparte da questa rimessa dal fondo che batte Raisa, un lancio lungo. Ottimo passaggio della giocatrice della Campania, che subito però recupera il Lazio. Ci prova Coppola, prova ad avvicinarsi in area, effettua un forte tiro ma viene respinto dalla propria difesa della Campania. Ci riprova ancora il Lazio, non si ferma. Sembrava che ci fosse un fallo di mano, ma nulla da fare secondo il giudice di gara. E ancora ci riprova il Lazio con il numero 20. Viene Sediano e perde palla. Viene crossata in area fuori dal centrocampo dalla Campania, ma subito fallo. Una forte spinta del numero 17 verso Sediano, che giustamente facendo una forte spinta si è fatta male con la propria avversaria. Intervengono subito i medici in campo per accertarsi che sia tutto ok per le giocatrici. Speriamo nulla di grave. Possono succedere in campo situazioni del genere quando si deve recuperare la palla, ovviamente effettuando salti che non si dovrebbero, ma fa parte tutto del gioco. L'importante è non farsi veramente male. Le giocatrici nel frattempo bevono, una giornata veramente molto soleggiata, perfetta per disputare un ottimo match, data la sua importanza. Si riprenderà ovviamente con un calcio di punizione per il Lazio, che a batterlo sarà Betti. Betti passa tranquillamente alla sua compagna Stibel, che si trova lì vicino. Ancora Betti, che passa la palla sulla sinistra, Ian crossa lunghissimo. Attenzione, il portiere della Campania sembrava che stesse per perdere palla, ma nulla da fare, recupera facilmente. Sembrava aver avuto un po' di confusione nel ritirare la palla, ma nessun problema per Raisa, che crossa fortemente nel mezzo del campo, ma viene recuperato subito dal Lazio. Adesso palla il numero 10 del Lazio, che effettua un ottimo passaggio per il numero 4. Sette, ancora lei, che passa la palla al proprio capitano, prova un lancio lunghissimo, traversa per Coppola. Che tiro formidabile. Recupera subito palla il Lazio con il numero 8, che effettua un lancio lungo in mezzo, ma a parte il numero 20 non c'era nessuno. I nostri giudici di gara ci segnalano subito fuori gioco. Si ripartirà ancora una volta dalla rimessa sul fondo per Raisa. Che effettua un lancio lungo, ma non neanche troppo. Il capitano del Campania, che
effettua un lungo cross, ma tranquillamente recupera Bendixen. Il portiere Bendixen effettua ancora una volta un altro lancio lungo che sembra essere ottimo per il Lazio, che comincia ad avvicinarsi nell'area. C'era riuscita Coppola, ma in realtà il Campania respinge subito fuori. Si riparte ancora con una rimessa laterale. Abbiamo qui Seriani che batte una forte rimessa, ma nulla da fare. Campania subito recupera palla con il nostro 19 che ci prova ad avvicinarsi. Un fortissimo contrasto, ma non c'è nessun fallo. Le due ragazze che si contendono la palla, bellissimo recupero del numero 10, ma recupera subito, immediatamente, un numero 19 che corre lungo il campo, effettua un lancio lungo, 14, era tutta da sola davanti alla porta, non da fare, ma comunque anche se avesse segnato sarebbe stato fuori gioco, come ci dice il giudice di gara. Parla di Bendixen. Bendixen lancia lungo verso il centrocampo che recupera sempre il 10 del Campania. Ottima scivolata senza effettuare nessun tipo di fallo. Ancora Piscopo tira, ma un tiro troppo semplice per poter segnare, quindi recupera facilmente Bendixen. La passa a Stibel la passa alla sua compagna che sembrava trovarsi in difficoltà visto la pressione del Campania. Si ribatte con una rimessa laterale sempre per il Campania. Nulla da fare, che perde subito palla il 14 lanciando la palla fuori per la rimessa dal fondo del Lazio. La palla di Pesare lancia lungo, ci prova Coppola, ma è marcata da due giocatrici e quindi recupera subito Campania, ma ci riprova ancora il Lazio, numero 2 del Campania, il terzino che passa la palla al 14, si trova da sola, si avvicina in area, passa la palla in mezzo, ottima parata di Bendixen, stava veramente trovando l'accorciamento del risultato, ma si riparte con un calcio d'angolo. Abbiamo Oriana che cross porta in mezzo, ma recupera subito il Lazio, quindi butta la palla fuori, sarà nuovamente una rimessa laterale per il Campania. Stettino che mette la palla in mezzo, ci prova il 19 che prende la palla subito Rocco, ma viene buttata la palla fuori dal Lazio. Ancora una volta si riparte un'altra rimessa laterale, sempre per Stettino. Stettino batte forte e prende subito palla al Campania. Ci prova il 2 ma che viene respinto subito al terzino. Ottimo intervento difensivo che recupera subito la palla al Campania. Ci prova De Lucia. Ottimo intervento per il terzino, ma nulla da fare, recupera subito palla Coppola che è marcata, subito fallo perché Coppola giustamente era trattenuta soprattutto impedita di andare verso l'attacco.
si partirà con un calcio di punizione per il Lazio, con Betti. Betti crossa lungo verso la porta, ma viene subito buttato fuori dal capitano del Campania, che sta veramente gestendo in tutti i modi la difesa del Campania. Rimessa laterale, sembra essere in difficoltà, ma subito prende palla Lottori e poi perde nuovamente palla, recupera, ci prova in tutti i modi. Coppola, sembra che abbia voluto fare un forte tiro, ma finisce completamente fuori la palla senza neanche arrivare in porta. Si riparte ancora una volta dalla rimessa del fondo per il Campania. Raisa che effettua un lancio lungo e subito recupera il Lazio. Sembra esserci veramente molta confusione in campo e i nervi sono veramente nervose le ragazze, soprattutto sul risultato, quindi si commettono molti falli, ma si riparte ancora una volta per un calcio di punizione per il Campania che batte il capitano. Recupera subito il Lazio, il 10 che effettua un ottimo passaggio e l'8 che continua ad andare ma viene tolta la palla. Numero 8 ci prova, viene marcata dal numero 10 del Lazio, ma sarà comunque rimessa laterale che batterà De Lucia. De Lucia che passa la palla ma non la prende nessuno. I giocatrici del Lazio chiamavano fallo, non pensavano nemmeno che fosse calcio d'angolo, ma l'arbitro ha indicato subito un corner per il Campania. Batte il calcio d'angolo il Campania, ma subito viene respinta fuori dall'area dal Lazio. Ci prova il 14 con un Lunzolango. Recupera facilmente Benitzen, ma poteva essere veramente un bel gol. Prende subito la palla il Lazio, numero 10 che passa la palla a Coppola. Coppola subito passa palla ma la perde completamente, ma ci riprova. Coppola è più determinata che mai. Coppola si avvicina in area, Coppola tutta sola, Coppola, bellissima parata di Raisa, ottima parata, si stavano avvicinando al 3-0, sicuramente avrà sprecato un'ottima occasione trovandosi davanti alla porta, però c'è anche la qualità degli avversari da tenere d'occhio. Si ripartirà con un corner, calcio d'angolo in mezzo, nulla da fare, 4 che batte la palla fuori, sembrava esserci confusione per le giocatrici che indicavano rimessa dal fondo, ma in realtà è solamente calcio d'angolo ancora una volta, ce lo batterà Sesco. Un lungo lancio che arriva fuori nuovamente, una rimessa laterale sempre per il Lazio. Batterà Rutigliano, arriva la palla subito a 10 ma recupera di nuovo Rutigliano che è marcata, ancora calcio da scusate, ma ancora una volta rimessa laterale. Si contendono il pallone ma l'arbitro fischia nuovamente fuori gioco.
Nonostante il risultato di 2-0, comunque una partita molto combattuta, addirittura adesso i nervi sembrano essere tesi, perché comunque vada il Campania ci tiene a vincere la partita, nonostante sia sotto di 2-0, ci sta provando in tutti i modi. Numero 6 che butta subito la palla, rimessa laterale a favore del Campania. Si batte con la rimessa laterale, subito il Campania ci prova a avvicinarsi all'area e sembra essere molto complicato. Numero 8, niente, perde nuovamente palla e subito Ben Gilsen lancia lungo la palla, ma subito recupera il Campania con un ottimo passaggio al 14 che viene recuperata subito dal Lazio. Ancora si riparte sempre dalla difesa con la costruzione dal basso. Abbiamo il numero 7 che aveva la palla ma viene persa subito. Antonini sembra più determinata che mai, attacca molto insieme alla sua compagna Coppola, il capitano, che ancora una volta la palla ci prova, tiro lungo ma nulla, dall'altra parte completamente dalla porta. Si ripatte ancora una rimessa dal fondo per il Campania. Lancio un po' corto che si avvicina subito per il Lazio, Coppola riprende la palla, il numero 4 della Lazio ma perde palla comunque. L'8 ci prova, prende la palla il 4, si avvicina in area, Antonini crossa la palla ma prende subito la palla il difensore del Campania e sarà corner per il Lazio. Numero 10 che crossa in mezzo, tiro di testa, ottima parata per Raisa che comunque sembra aver fatto un'ottima parata seppur dimostrata semplicemente. Palla per il capitano della Campania che cerca dove passare la palla, subito recupera la palla il Lazio che ci prova al numero 8, crossa in aria ma non si trova nessuno a parte Antonini che arriva in molto ritardo, quindi recupera facilmente Raisa, mette tutto al sicuro. Lancio lungo per Raisa, ancora un'altra volta recupero del Lazio, ci prova il numero 10 Rubano tiene palla, la passa ad Antonini si avvicina in area, è completamente marcata, aveva 3 avversari davanti, ci credo che fosse difficile veramente. Fallo, calcio di punizione dalla difesa per il Campania. Batte lungo il capitano che passa la palla di testa il numero 10, si prova il 14 in area ma nulla da fare, un intervento veramente complesso visto che si trovava sola e anche in ritardo. Nilsson che lancia lungo e prende subito la palla la Campania, tiene ancora la palla i 17 che sembra una di quelle giocatrici di questa squadra che sta mettendo veramente determinazione e voglia di lottare, una squadra veramente che sta dimostrando di non arrendersi, ci prova in tutti i modi.
ma comunque il Lazio rimane sempre compatto, sempre bellissimo. Si riparte dal portiere, ancora dalla difesa del Lazio, che effettua una costruzione dal basso. Numero 6 lancia lungo verso il perimetro, ma recupera ancora una volta il 17 del Campania. Il numero 10 del Campania si avvicina, subito recupera all'esterno del Lazio. Rimessa per il Campania, lancio lungo, ma a parte il numero 19 non si trova nessuno nell'area, però recupera la palla il numero 19, ottimo recupero, Rocco ci prova, lancio lungo verso l'area, fuori, nulla da fare. Qui abbiamo la tifoseria campana che comunque cerca di supportare la propria squadra, la propria identità. Ormai siamo ai minuti finali di questo primo tempo, che ha visto veramente tanta voglia di lottare, con due squadre veramente ricche di passione e soprattutto di lotta. Si riparte comunque sempre dalla difesa, ma perde palla il Lazio, recupera nuovamente il 14, ci prova, la prende il numero 10, Piscopo, che si trova da sola con diversi avversari, ma comunque cerca di proteggere il pallone. Si batte con la rimessa laterale per il Campania. Infatti il numero 10 del Campania, Piscopo, si lamentava visto che si trovasse da solo, cercava aiuto ma non c'era nessuno. Comunque il numero 7 che passa la palla, la propria compagna, 14 è sola, però comunque un fuorigioco nettissimo. Infatti il giudice di gara non ha tardato a fischiare, era proprio certo come tutte le giocatrici. Si riparte sempre dal fondo. Rutigliano c'è la palla, perde la palla Antonini, che sembrava posizionata male veramente. Si riparte una rimessa laterale. De Lucia che batte, recupera subito la difesa del Lazio. L'arbitro indica rimessa laterale per il Lazio, che il Campania invece ha cercato un po' di protestare, credendo che fosse proprio la rimessa laterale. Comunque vada, butta nuovamente la palla il Campania. Palla che esce fuori dal campo, si sta aspettando il recupero. Rimessa laterale, subito recupera il 10, ci prova il 19 a lanciare lungo, Rocco che prende la palla di testa ma la perde completamente, non c'era nessun attacco. Coppola con il capitano avversario, i due capitani che si stavano scontrando in difesa. Il numero 4 che ci prova, il 3, capitano, ancora il capitano del Campania che effettua un lancio lungo, ci prova il 19 ma perde nuovamente palla, recupera il 7, si contendono la palla lanciandola, sembra esserci un po' di confusione, nervosismo in campo da non poter riuscire a giocare il pallone tranquillamente. Si riparte dal terzino la nostra Betty, ci prova l'esterno ma nulla, è leggermente in ritardo, quindi la palla molto veloce e finisce fuori. Si riparte con una rimessa dal fondo per il Campania.
Rausa che lancia lungo ma recupera subito palla Coppola. Attenzione, fallo per il Campania che Coppola accende veramente dura verso l'avversario cercando di poter recuperare il pallone, ma il giudice di gara fischia un calcio di punizione. Ancora una volta batte il capitano che prende subito palla il Campania di nuovo. Finisce qui 2-0 per il Lazio, una partita molto combattuta veramente, ma il Lazio sembra essere più determinata. Ci vedremo nei prossimi minuti del secondo tempo. Grazie per averci seguito, a tra poco.
Ci siamo, qui siamo tornati in diretta al nostro match Campania, scusate, si sta per cominciare, qui si attende il giudice di gara che determinerà il fischio d'inizio. I giocatori già, scusate, le giocatrici già si sono disposte in campo, vedremo cosa succederà durante il secondo tempo. Già nel primo tempo ci sono state diverse chiare occasioni sia da parte del Lazio che per la Campania, che avrebbe potuto accorciare il risultato o perlomeno anche pareggiare addirittura. Vedremo cosa succederà in seguito, chissà soprattutto se la Campania riuscirà a pareggiare. Nell'attesa del giudice di gara le ragazze si stanno riscaldando in modo tale da essere pronte già verso il fischio d'inizio. Ancora manca l'arbitro, come si può notare, quindi le squadre, come dicevo già prima, nell'attesa dell'arrivo del giudice continuano il proprio riscaldamento. Strano che ancora i giudici di gara non siano presenti in campo, speriamo non sia accaduto nulla di grave da non far essere presente l'arbitro in campo. Tutte le giocatrici in questo momento, oltre al riscaldamento, si stanno chiudendo appunto dove si è finito il giudice di gara. Magari a volte può capitare per questioni burocratiche legate al referto, soprattutto, perlomeno per qualche esigenza personale, non sa mai, sono situazioni che possono capitare in campo soprattutto. Qui possiamo notare la Campania che si sta riscaldando in cerchio insieme alla propria preparatrice atletica e subito continueranno effettuando un torello.
Qui in campo possiamo notare che i dirigenti responsabili di entrambe le squadre stanno verificando se si può proseguire la partita. Resta un'incognita, visto che non vediamo ancora l'arrivo dei giudici di gara. Ci domandiamo cosa è successo e soprattutto come proseguirà la partita. Una lunga attesa che aumenta la voglia alle giocatrici di ritornare in campo e soprattutto cercano di distrarsi per poter perdere tempo finché non ricominci la gara. Sembra che la partita stia per riprendersi, soprattutto perché vediamo le giocatrici disponersi in campo nei propri ruoli, ma comunque ancora non vediamo l'ingresso dei giudici di gara.
Ecco, qui si sta per riprendere la gara, che non sappiamo cosa sia successo realmente per far ritardare a così lungo i giudici di gara, ma l'importante è che sia tutto ok e che si possa riprendere il match in ottime condizioni, senza nessun problema, e godercelo appieno soprattutto. Si ricomincia, secondo tempo iniziato, subito che Piscopo crossa lungo ma recupera subito il Lazio con il trequartista, ma subito prende Coppola la palla, la passa al proprio terzino, ma recupera subito Piscopo, ci prova subito Sescò la passa alla trequartista del Lazio, Coppola, lancio lungo, sembrava più un cross, ma ovviamente non si trovava nulla in area, quindi prende facilmente Raisa, che sicuramente effettuerà un lancio lungo come è appena accaduto. Subito contrasto fra l'esterno e il terzino, l'esterno che ci prova, Rocco, crossa lungo, ci prova la punta, ma subito recupera il difensore, che recupera soprattutto Rutigliano, ma la palla ovviamente va subito per il Lazio, quindi si riprende ancora con una rimessa laterale. Già subito era partito per attaccare la Campania, ma ha perso nuovamente palla. Ancora una volta si riparte un'altra rimessa laterale, sempre per il Lazio, che sicuramente proverà a scendere in attacco. Comunque recupera sempre la Campania, ma ci riprova ancora ci riprova con De Lucia, che passa la palla in mezzo, Pelletti ha perso la palla e ha recuperato subito Stibel, ci pensa Rubano passa alla sua compagna di reparto Sescò, ancora Stibel, ci pensa Rubano, perde la palla all'esterno, che comunque recupera la palla di nuovo Rubano sembrava essere in difficoltà, ma si libera poi tranquillamente passando la palla a Sescò, sembrava un passaggio lungo, ma ha recuperato subito l'esterno della Campania. Coppola ci prova, stoppa male la palla, Rubano la passa, ma il capitano subito della della Campania ha subito lanciato lungo. Piscopo la recupera il centrale della Lazio, Schettino che l'ha passata subito, ma sembrava esserci palla, ma comunque no. Il terzino che ha passato la palla, il capitano della Campania che spazza la palla a lungo e arriva verso l'attacco della Campania, che si ritrova in difficoltà ed è stata costretta a tornare nuovamente dietro, lasciando la palla di nuovo al Lazio, che ci prova Coppola, ma sembra essere in ritardo. Sì, non ci è arrivata per un pelo, è uscita di pochissimo la palla, e quindi si riparte nuovamente con una rimessa laterale per la Campania, vicino alla propria porta. Scusate, errore mio, sembrava fosse fuori, ma in realtà l'arbitro ha segnalato fuori gioco. Qui c'è stato un cambio, che è uscito il numero 18, è entrato il numero 13 per la Campania. Batte De Lucia, lancio lungo in mezzo, la prende subito il trequartista del Lazio, ci prova Coppola, che è marcata dal terzino della Campania,
subito le allenatrici insieme alle proprie compagne invogliano la propria squadra a lottare comunque, a tornare verso a riprendere il match, che comunque si trova sempre sotto 2-0. Ci aveva provato il proprio trequartista della Campania, ma ha perso subito palla. Si contendono qui la palla l'esterno con il terzino del Lazio, mi sembrava essere fallo, ottima marcatura, ma la palla comunque esce fuori, quindi si riprende con una rimessa dal fondo. Ancora qui c'era il terzino per terra, ma comunque si rialza facilmente, quindi sembra essere tutto a posto. Bendizzen la ripassa subito al terzino che era appena caduto, e la palla va nuovamente fuori con un'altra rimessa laterale. Vedremo se continueremo. Qui abbiamo le giocatrici che protestano, che volevano la propria rimessa laterale, parliamo sempre della Campania. Il centrocampista che la passa all'esterno, l'esterno la passa a Coppola la rimette nuovamente dietro, subito la difesa crossa lungo ma finisce nuovamente fuori, quindi si ritornerà sempre con una rimessa laterale che vedremo, anzi abbiamo appena visto passarla subito a Raisa, lancia lungo, Raisa ma subito recupera la difesa, ci riprova, subito calcio di punizione al centrocampo, ci pensa subito il capitano. Vediamo Apicella se riuscirà a buttare un'ottima palla in area. Lancio lungo da Apicella, subito recupera il trequartista ma nulla da fare. Un tiro troppo semplice e leggero. Ci prova Coppola ma il capitano riesce a buttare la palla fuori, anzi no, è riuscito a recuperarla subito il portiere Rice. Sembrava che la palla stesse per andare fuori, ma ovviamente lui era ben posizionato a Rice in modo tale da poter passare la palla. Ci prova Viglioni che la passa al proprio esterno, ci prova il terzino De Lucia, stava per recuperare la palla il proprio trequartista ma comunque era mal posizionata. Qui la palla per il centrocampo del Lazio con Sesco che stava provando a passare la palla all'esterno ma viene recuperata subito dal difensore della Campania. Ancora il trequartista Piscopo che ci prova ma perde continuamente palla, si vede che ha voglia di lottare ma deve anche tenere più lucidità nel saper poter padroneggiare il proprio pallone. E qui numero 10, ottima marcatura, ci prova Lotto si avvicina, l'esterno ci prova, ottimo intervento difensivo, questa sì che era una chiara promettente occasione per arrivare al 2-1, ma ovviamente il centrale del Lazio è riuscito in ottimi tempi a lanciare fuori la palla evitando di rischiare. E qui riprende la palla Piscopo che la perde ma subito recupera il terzino sola, nulla da fare, sembrava che l'avesse passata alla propria compagna ma era ben marcata da due avversari, quindi si ribatte con una rimessa laterale, ci prova ma nulla da fare. Pensavano le giocatrici che fosse calcio d'angolo ma comunque si riparte dalla rimessa del fondo per il Lazio. Quindi abbiamo i propri limiti. Bendizzen, palla lunga che ci prova Coppola ma perde subito palla. Miglioni che chiedeva la propria rimessa, sembra essere nervosa, infatti l'arbitro precedentemente ha indicato di calmarsi, che ci pensa lui a equilibrare il match. I nervi sono continuamente tesi, le calciatrici che cercano di tutto per fare un gol entrambe ma
sempre un ottimo match. Comunque il terzino che ci prova Rotigliano, la passa a Sesco, Simmons, sembrava palla ma nulla da fare. Capitano che spazza la palla ma recupera subito il Lazio. Ci prova Antonini passa la palla alla propria compagna, che però è in difficoltà avendo due avversari in contro. Si prova all'esterno, Coppola che prende subito la palla, ottimo tiro, splendida parata di Raisa, ottimo tuffo, che questo tiro sicuramente avrebbe potuto allungare il risultato con 3-0, ma comunque Raisa è riuscito a non far entrare la palla mandandola verso il corner. Si riprende con il trequartista e batte il calcio d'angolo, Coppola che crossa forte, arriva addosso al portiere, riesce a parare facilmente. C'è un ottimo tiro, sembrava una possibile rete, ma ovviamente è finita fuori di poco, ma comunque è stato un ottimo tiro di Sesco. Qui abbiamo il nostro capitano che ci prova a crossare lungo per cercare di attaccare immediatamente, ma comunque viene recuperato facilmente dalla Lazio. Ancora ci prova il terzino della Campania, infatti è stato trattenuto dalla maglietta e subito l'arbitro ha fischiato fallo. Le giocatrici hanno tardato subito a posizionarsi in attacco, con ancora una volta il capitano che batte una rimessa, un calcio di punizione battuto leggermente male perché durante la rincorsa c'è stata una piccola specie di caduto, ma subito ha recuperato il Lazio che prova ad avvicinarsi verso l'area. Ottimo intervento difensivo, che avrebbe potuto prendere la palla Antonini che era sola, è stata preceduta dalla difesa. Comunque prova a pressare Coppola che stava avvicinando a due, ci prova anche il trequartista, prende subito la palla Piscopo che praticamente fosse fallo di mano, ma secondo i giudici di gara non c'è nulla e si prosegue. Qui ancora la palla il difensore della Campania, ma subito recupera la palla il Lazio che è ben compatto, compagne tutte vicine che si sostengono a vicenda, ma non solo moralmente ma anche fisicamente sempre molto vicine, ma comunque recupera la palla Campania la Campania che viene spazzata dalla difesa, e ci prova il trequartista che perde palla ancora una volta. Coppola ha la possibilità di lanciarsi in profondità, Coppola, ottima marcatura, che sembra esserci stato un fallo da parte di Coppola, che comunque è caduta per terra per poter portare la palla in avanti. È stato un forte contrasto fra Coppola e Ghindiani. Ancora qui abbiamo Coppola per terra che il giudice di gara richiede l'intervento dei propri medici per verificare che non ci siano problemi e che la propria punta possa proseguire il match. Una ragazza che ha ben attaccato per tutta la partita in profondità, è stata sempre pericolosa, una ragazza di tenere d'occhio per la difesa della Campania, una ragazza non facile da marcare. Qui vediamo l'intervento dei medici che utilizzano lo spray per un eventuale dolore alle ginocchia. Speriamo che possa andare tutto meglio e proseguire il match. Comunque le squadre sono scese con una voglia di rivalsa nel primo tempo, soprattutto quello più sorprendente che la Campania sotto il 2-0 continua a lottare, non si arrende e sicuramente non si arrenderà nemmeno nei minuti finali, cercherà di lottare tutta la partita.
Ancora Coppola per terra, che si alza difficilmente, non del tutto, sembra esserci stato un possibile infortunio. Coppola possiamo notare che è aiutata da due ragazze, purtroppo forse non ce la farà. Mi dispiace per la ragazza che stava cercando di incidere, di realizzare la propria rete, ma sembra che sia arrivato purtroppo un infortunio. L'allenatore sta verificando se sia utile un cambio o meno, ma sembra che ci sarà probabilmente un cambio, perché vediamo molto dolorante Coppola che non riesce ad alzare la propria gamba. Si riparte con un calcio di punizione per la Campania da parte di Reiser che lancia lungo e subito però recupera il Lazio che ci prova. Il trequartista del Lazio viene spinto, quindi non riesce a prendere il pallone e subito recupera la difesa della Campania che prova a lanciarsi verso l'attacco, comunque sta trovando difficoltà dalla pressione dell'avversario e quindi non a caso ha recuperato nuovamente la palla il Lazio. Sembrava che ci fosse un ottimo passaggio da parte del trequartista del Lazio, ma comunque Reiser è riuscita a recuperare velocemente il pallone. Attenzione, fallo per la Campania, che il proprio centrocampista aveva provato a passare la palla di testa ed è caduta male. Comunque da qui si vede che Coppola non riesce più a rientrare in campo, quindi c'è una sostituzione. Il 9 che esce ed entra in campo la giocatrice, il numero scusate, qui la visuale non è ottima. Invece c'è anche un'altra sostituzione per la Campania, la seconda sostituzione di questa squadra in questo match. Chissà se questo cambio riuscirà ad incidere nel match. Possiamo notare esce il 6 ed entra la propria compagna agli ordini del proprio mister, il numero 9. Batte sempre il capitano, lancio lungo, ci provano le giocatrici della Campania, ma subito il terzo del Lazio lo recupera, ci prova il trequartista Rubano che si lancia verso l'area, la passa lateralmente, ci prova Betti che perde subito palla, ci prova Rutigliano che prende la palla, la perde per una trattenuta di maglie e l'arbitro non tarda a fischiare il fallo, ci prova ancora Rubano, Sesco che passa la palla alla propria compagna Betti, sembrava che la palla fosse veramente fuori già da prima, ma comunque rimessa laterale adesso. Qui batte la rimessa laterale il terzino, comunque c'è una vera lotta ardua in campo con la ragazza che è appena entrata aveva preso la palla che comunque ha perso, soprattutto perché non c'erano le compagne vicine a sostenerla, soprattutto ad aiutarla, quindi la palla è finita comunque fuori e quindi si riprende ancora una rimessa laterale per il Lazio. Ancora invece adesso rimessa laterale per la Campania, riuscita a recuperare il pallone che è stato buttato fuori da Rubano, la prende il centrocampista Sesco che ha avuto un forte sbattimento con la trequartista avversaria, ci prova all'esterna ma l'arbitro fischia fallo, sicuramente fallo per gioco pericoloso perché l'esterno della Campania è saltato in maniera sproporzionata che avrebbe potuto colpire in faccia all'avversario, ma comunque gioco pericoloso.
Terzino che spazza la palla, subito ritorna in centrocampo, ancora sempre lei che butta la palla in centrocampo. Qui vediamo che la palla vola senza essere lasciata per terra, in modo tale che nessuna delle due squadre possa riuscire ad attaccare. De Lucia, qui abbiamo De Lucia alla rimessa laterale che batte subito e recupera palla il Lazio con Sesco, ma il difensore della propria squadra batte la palla lunga e recupera subito la Campania e butta la palla fuori. C'è stato un contrasto fra le due avversarie e l'arbitro ha subito indicato palla per la Campania. Le giocatrici erano confuse in campo, non sapevano di chi dovesse essere la rimessa. Qui si prosegue. Il centrocampista che ci prova, il giudice di gara che assegna un'altra rimessa laterale, visto che il centrocampista del Lazio è riuscito a togliere la palla alla proprio avversario. Qui ci prova Rubano passa la palla all'esterno, il capitano della Campania butta fuori nuovamente la palla mandandola al corner. Ancora una volta calcio d'angolo per il Lazio. Qui abbiamo Antonini, l'autrice dello scorso gol, che batte in mezzo, subito ci provano, ma nulla da fare. Qui si avvicina il difensore che sembrava potesse effettuare un tiro, ma era ben chiusa dalla difesa della Campania, che non ha tardato a recuperare la palla e che ha perso nuovamente. Qui c'è Sesco che era in difficoltà, avendo tante giocatrici accanto, che è subito riuscita a liberarsi con l'esterno che prova a crossare in mezzo, non prende nessuno la palla, sembrava che potesse saltare qualcuno per effettuare un tiro di testa. Calcio d'angolo, Antonini sembrava aver fatto un'ottima marcatura, ma il difensore non ha tardato a togliere il pallone. Qui ci prova Antonini, crossa da fuori area, nessuno in mezzo, sempre il capitano della Campania che cerca di proteggere la propria difesa ancora una volta. Qui si trova il numero 10 della Campania che tira fuori, ci ha provato Piscopo ma nulla da fare, un tiro troppo alto per poter entrare in porta. Infatti la portiera Bessario non ha tardato neanche a buttarsi, visto che il lancio non era nello specchio della porta, e si riprende con una rimessa dal fondo per Bendizzen che lancia lungo in centrocampo, recupera subito la Campania che ci prova ad avvicinarsi in area. Sembrava che ci fosse fallo, visto che l'avversario si è buttato per terra. Brutto fallo, brutto intervento della terzina della Campania, Mingiani, che prende male la propria avversaria. Qui c'è l'intervento del giudice di gara che per retta ha buttato lungo la palla all'avversario che doveva battere il calcio di punizione. Sicuramente la prossima volta che lo rifarà sarà a munizione. Non è un bel gesto, ma succede in campo. Comunque batte il terzino che subito recupera il difensore della Campania, ci prova la punta che butta la palla in avanti, ma nulla da fare. Recupera subito l'8, ma ancora il 10, subito Piscopo sempre trattenuta. Piscopo sembra disperarsi perché sta lottando in tutti i modi, ma purtroppo viene marcata facilmente, forse perché è quella più attenzionata dai propri avversari. Qui invece c'è l'attaccante che riceve la palla lungo verso l'area, che subito viene buttata fuori dalla difesa della Campania, che si sta chiudendo bene in questo secondo tempo, ma già era cominciato
dal 2-0 in poi, che la Campania non facesse entrare più i propri avversari nella propria area. Ma soprattutto Raisa, il proprio portiere della Campania, che sta respingendo diverse volte i tiri del Lazio, che altrettanto pericolosi sono. Qui c'è una rimessa laterale che sembrava essere uscita fuori, ma per il giudice di gara è ancora una volta rimessa laterale per il Lazio. Terzino che si dispera, Vignani che vorrebbe fare in tutti i modi un gol almeno per la propria squadra, non riesce a spazzare la palla verso il proprio attacco, ma subito ottimo intervento del difensore della nulla da fare, che subisce un brutto fallo e l'arbitro non tarda a fischiare. È caduto a terra dolorante De Lucia, che aveva effettuato un ottimo intervento, si stava dirigendo verso l'attacco, ma ha subito un brutto intervento e quindi si riprende ancora una volta un altro calcio di punizione per Apicella. Batterà lei il capitano. Vediamo Apicella che batte lungo in area, ma nulla da fare, prende la palla subito il Lazio, che viene tolta dal difensore, e poi si riprende una rimessa laterale. Qui si batte rimessa laterale, le due giocatrici che si scontrano, ma subito recupera De Lucia. Qui il capitano che prende la palla, lancia lungo verso il lato destro del campo. Subito la difesa del Lazio che spazza la palla, ma ottimo intervento di Vignoni, che passa la palla ma la perde nuovamente. E soprattutto invece dopo aver recuperato la palla l'ha persa il proprio Otto Sesco. Una rimessa laterale un po' complessa che l'arbitro non tarda a fischiare, che sarà nuovamente rimessa laterale per la Campania. E qui le due giocatrici si scambiano ruolo di battitura per la rimessa laterale. Abbiamo Vignoni che batte lungo, sembrava che ci potesse essere un fallo, ma l'arbitro indica di proseguire il gioco. Qui Raisa che recupera il pallone, lancia lungo, l'aveva presa nuovamente il difensore del Lazio, anzi l'esterno del Lazio, e poi ci ha pensato De Lucia. E qui l'arbitro indica fuori gioco ancora una volta, ma subito la Campania non tarda a battere il proprio calcio di punizione, che comunque recupera subito il Lazio, pressando veramente molto. È bello vedere una squadra, nonostante sia in vantaggio, comunque riattatti e non si chiude in difesa, pensando ormai di avere il risultato nelle proprie mani. È giusto dimostrare sempre voglia di lottare e non fermarsi mai. Comunque rimessa laterale ancora una volta per il Lazio, che torna la palla in difesa. L'attaccante della Campania che viene anticipato dal difensore, infatti poi perde palla e si batte una rimessa laterale. Nuovamente un altro cambio per la Campania, che qui esce il proprio numero 10 Piscopo, che abbiamo notato ultimamente essere in difficoltà, visto che ha perso diverse volte il pallone con l'entrata di Visco. Terzo cambio quindi per la Campania. Ancora qui le ragazze che si contendono il pallone, che ci prova il capitano che scivola per prendere il pallone. Ancora a lungo lancio da parte del difensore della Campania. Le calciatrici che provano a passarsi il pallone della Campania, ma stanno ottima marcatura del 15.
e qui si avvicina all'esterno della Campania che crossa in aria, gol! Rete dall'esterno della Campania, ottima rete che sembrava essere un cross ma invece è entrata direttamente all'interno della porta e qui si accorcia il risultato. Chissà se la Campania riuscirà a pareggiare. Ci ha pensato Perretta che ha effettuato un bellissimo lancio, ripeto, sembrava un cross, è stato per una rete. Vediamo qui la propria autrice del gol che cerca di invogliare le ragazze a lottare, a continuare come stanno proseguendo e subito di andare verso il pareggio. Ora sì che il pareggio sembra possibile, accorciando il risultato. Qui soprattutto i tifosi campani presenti che cercano di invogliare le proprie calciatrici, le proprie figlie, perché soprattutto ci sono diversi genitori che difendono il proprio territorio campano. Qui ancora recupera il Lazio che ci prova Betti la passa all'esterno, Simons che si avvicina in area ma è marcata da Terzino costretto a tornare indietro, prende la palla Betti nuovamente, sembrava che ci fosse un fallo perché il centrocampista del Lazio è caduto per terra, ma si prosegue nuovamente. Mignani che prende la palla e viene buttata fuori dall'esterno avversario. L'arbitro fischia che sembrava esserci un cambio, ma in realtà ha deciso di proseguire, non comprendendo ciò che succedesse, quindi ha detto che se ci fosse un cambio continuerà dopo. L'esterno stava per fare un ottimo tiro, l'esterno che ha realizzato la rete scorsa della Campania, ma il portiere Bessari Benizia non riusciva a respingere molto bene la palla. E qui ci prova comunque la difesa della Campania che cerca in tutti i modi di avanzare verso l'attacco, ma comunque recupera la palla sempre il Lazio con Rubano che passa la palla dietro e qui c'è un'interruzione di gioco, sembra esserci un infortunio da parte di una giocatrice che si è appoggiata per terra, non riesce ad rialzarsi. Il giudice di gara verifica le condizioni della giocatrice per accettarsi che si possa proseguire, ma molto probabilmente si continuerà con un cambio, visto che è stato necessario l'intervento dei medici della propria squadra del Lazio. Qui abbiamo visto l'uscita di Antonini, l'autrice della 2-0. Antonini, una ragazza che ha inciso molto ed è stata sostituita dalla propria compagna, il numero 11 Carcini. La ragazza che era caduta per terra si è rialzata. Le giocatrici che protestano perché non capiscono dove si debba ribattere e l'arbitro cerca di indicare la posizione. Ma comunque si riparte dalla difesa che subito la palla va verso il lato sinistro del campo. Qui la palla che viene persa dalla centrocampista della Campania e subito ci prova Lotto, e c'era la punta che aveva preso la palla, stava lanciando verso l'attacco ma purtroppo l'ha persa. Qui ci prova la punta della Campania che non arriva a prendere il pallone che è difeso dal terzino. Si riparte con una rimessa laterale, sempre per il Lazio. Vediamo qui il trequartista che stava per essere spinto. Qui ci prova la punta del Lazio che riceve un ottimo intervento da parte del capitano della squadra avversaria che non gli permette di entrare verso l'area.
Qui ci prova il centrocampista il centrocampista che è subentrato da poco, era marcata, pressata ed effettua un lancio lungo ma non riesce a lanciarla in mezzo e quindi la palla finisce fuori e si riprende una rimessa laterale. Qui ci pensa all'esterno a recuperare il pallone che si lancia verso l'area, brutto fallo da parte del centrocampista che è appena subentrato, Visco. L'arbitro vuole intervenire per accertarsi che sia tutto ok e soprattutto va a parlare con il mister per sicuramente un eventuale richiamo. Sicuramente il mister avrà protestato, ma l'arbitro è subito intervenuto per chiarire la situazione. Si riprende con quindi lancio lungo, passa la palla colpendola di testa e qui a recuperare il pallone. Le giocatrici che protestano perché la propria avversaria non passava il pallone e continuava ad andarsene, chiedevano un'eventuale ammonizione, ma comunque abbiamo qui sempre il capitano che batte la palla a lungo verso l'attacco che comunque recupera il Lazio. Qui ci prova il centrocampista che si dirige verso l'attacco, ci provano, niente da fare. Qui ci pensa il capitano, ottimo intervento che non ha permesso a Visco di lanciarsi verso l'attacco, lo ha messo in difficoltà. Ci prova all'esterno a entrare in area, però è costantemente pressata dal terzino avversario. Lancio lungo, fuori, stava per segnare un'ottima rete di Lucia da fuori area, ma ovviamente Bendizzen è riuscita a effettuare un'ottima parata in modo tale che non entrasse in porta, ma c'era veramente il rischio del pareggio. Giocatrici che stavano per esultare, la palla sembrava veramente dentro. Quindi si riprende con un corner per la Campania che batte in mezzo, la prende il capitano, ma troppo piano il tiro, talmente piano che ha recuperato facilmente Bendizzen. Bendizzen sembrava che si fosse fatta male, visto che si era leggermente buttata per terra, ma si è rialzata subito, forse per un'eventuale insicurezza della presa del pallone. Qui un calcio di rinvio battuto molto male, che è finita subito fuori la palla e si riprende per la Campania. Qui ci prova all'esterno il Lazio che perde subito palla con Vignani che crossa la palla in mezzo. Subito Simmons che ha la palla del Lazio, passa subito la palla al proprio 10 Rubano che torna indietro costantemente pressata, il terzino ci prova, si avvicina in aria ancora, continua, rete, attenzione, c'è rete, 3-1, allunga il risultato, le proprie compagne incredule del gol da parte del terzino Rutigliano che è riuscito a marcare ben 3 avversari. Scusate, un errore di lettura che in realtà ha segnato Simmons. Veramente un'ottima azione, riuscita a marcare ben 3 avversari come dicevo prima, allungando il risultato. Questa squadra non ha voglia di fermarsi, ma comunque qui si riprende con un fallo per la Campania. Ci pensa il Visco che
il difensore proverà a battere lungo, visto che un tratto calcio non si è battuto il capitano. Lancio lungo, ma nessuno si trova pronto a prendere il pallone per poter tirare in porta, quindi finisce direttamente fuori. Qui Bengizzen dalla propria porta che cercherà di lanciare lungo la palla per sicuramente allungare il risultato, perché le giocatrici del Lazio stanno continuamente pressando in modo tale da continuare. Ottimo intervento del centrocampista del Lazio che prende la palla in scivolata su Visco, che era caduta per terra. Visco che continuava a tenere il pallone ma non riusciva ad avanzare. Palla buttata nuovamente fuori e si ribatte sempre con una rimessa laterale per la Campania. La Campania che sempre con il proprio difensore che lancia lungo verso l'area ma recupera subito la propria difesa con Palmigliani. Lancio lungo da parte del numero 4 della Campania, che non riesce a far entrare il proprio tiro verso la porta. Ancora una volta si riprende un calcio di rinvio, che la palla ormai sembra essere fuori, sembra ultimamente che Bengizzen abbia difficoltà a rinviare la palla e farla arrivare in mezzo del proprio centrocampo. Possibilmente avrà avuto un leggero infortunio visto la piccola caduta di prima, ma non ne siamo certi. Comunque vediamo qui continuare le proprie ragazze. 19 che cade per terra ma subito si rialza, sembrava essere un fallo ma nulla da fare, il gioco prosegue. Qui la Campania che continua a lottare, fa in tutti i modi per arrivare verso l'area a segnare il secondo gol, ma nulla da fare, non riesce a trovare i propri compagni in area. Tanti lanci lunghi, pericolosi, ma che non trovano mai la giusta giocatrice per poter effettuare il secondo gol e accorciare il risultato. Qui ancora si continua, sempre per la Campania, che la prende la punta, ci prova, si avvicina in aria, entra, ottimo intervento da parte del terzino Seguin, che manda la palla nel corner, si riparte con un calcio d'angolo per la Campania. Calcio d'angolo, battuto la palla in mezzo ma non si trova nessuno, che viene subito spazzata dal difensore della Campania, che la palla arriva veramente in alto, quindi nulla da fare. Il tiro pericoloso, troppo potente e troppo alto. Ormai siamo ai minuti finali di questo match, che è stato veramente combattuto nonostante la Campania abbia avuto difficoltà. Comunque si è dimostrata vogliosa di lottare, determinata, soprattutto con una grande corazzata come la Lazio, visto che proviene da 2 tornei importanti, uno vinto e uno perso solamente in finale con una avversaria ostica. Qui ci prova il trequartista, che provava a lanciarsi verso l'attacco ma perde nuovamente palla e subito si ribatte con una rimessa laterale per la Campania. Che ora il terzino è stato molto furbo a tenere la palla al limite della linea per farla buttare fuori, come trasformarla in rimessa laterale. Ancora una volta rimessa laterale
Qui la palla in questo match viene spazzata diverse volte fuori, sicuramente per una questione di sicurezza, piuttosto che rischiare, portare la palla in campo, meglio buttarla fuori. E qui l'arbitro termina, fischia, match concluso 3-1 per il Lazio che comincia in ottima forma il nuovo torneo, la 61esima edizione, mentre la Campania che esce sconfitta per un 3-1, ma sicuramente a testa alta, non si è mai abbassata, non si è mai fermata, nonostante lo svantaggio è sempre stata pronta ad attaccare, mai si è fermata, ha avuto voglia di rilanciarsi, ha avuto fiducia dal proprio allenatore, dalle proprie compagni, dal supporto dei tifosi, sicuramente potrà fare un ottimo torneo nonostante il risultato. Il match finisce qui e ci vediamo presto, grazie per averci ascoltato, buona serata.